Dal cielo alla terra, dai canali di Venezia attraverso la laguna. Vi portiamo in un viaggio a ritroso tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, alla scoperta di un territorio e dei suoi prodotti. Vi raccontiamo l'esperienza del Made in Veneto. A 2 passi da Venezia scopri le eccellenze produttive del Veneto. Un ambiente incontaminato e 1000 anni di storia, tutti da gustare. Sulle colline della Marca trevigiana si coltiva un frutto prezioso, da cui si ottiene un vino apprezzato in tutto il mondo, il Prosecco, che trova la sua migliore espressione nel Prosecco superiore Conegliano Valdobbiadene, denominazione di origine controllata e garantita. Una storia iniziata nel 1876, con la fondazione della prima scuola enologica italiana. Tradizione e lavoro, sintesi di gusto ed eleganza. Il calice di Prosecco riflette tutta la ricchezza di un territorio dove storia, fascino e poesia si fondono in romantici borghi inviolati dal tempo. Ti invitiamo a seguirci in questo viaggio nel cuore delle colline del Prosecco. Qui potrai gustare un vino eccellente che, bevuto a casa tua, ti ricorderà questa terra meravigliosa. Vivere lo sport ai massimi livelli, innovazione tecnologica e turismo sportivo. Montebelluna è il regno dello Sport System. Per chi cerca il meglio, qui trova unite assieme manualità, tecnologia ed innovazione. Da più di 40 anni, questo territorio è riconosciuto come un centro produttivo di eccellenza a livello mondiale. Le più grandi innovazioni tecnologiche della scarpa sportiva sono state qui ideate e realizzate. Questa storia industriale affonda le proprie radici sulle colline del Montello, il bosco storico della Repubblica Veneziana. Sono state scalate vette insuperabili, memorabile, l'impresa del K2. Oggi si continua a coltivare la cultura dello sport. A cercare il piacere dell'avventura, in armonia con la natura. Il Montello rappresenta un territorio naturalmente vocato agli sport outdoor. Un volo con il Tiger Moth, celebre biplano della Royal Air Force britannica, ti riporterà nei luoghi teatro della Grande Guerra. Un passato tragico, le cui testimonianze rivivono ancora oggi sotto il cielo della memoria. Definita la città dai 100 orizzonti, Asolo presenta la propria rocca in uno scenario di tramonto da fiaba, meta per le vacanze dei patrizi veneziani.
Fantastoria ci porta ad una nuova scena culturale. Quando le luci si spengono, si accende il suono di una vita nuova. Naviga in un fiume ricco di storia, tra nobili ville venete e scarpe di lusso. Lungo la riviera del Brenta scorre la linfa del design italiano. Qui confluisce la tradizione di un artigianato di forme, eleganza, lusso e femminilità. Una produzione iniziata nella città di Venezia già nel 1200. La maggior parte delle calzature da donna griffate presenti sui mercati mondiali sono prodotte da calzaturifici della riviera del Brenta. Un artigianato di forme, stile ed eleganza che ha fatto di quest'area una destinazione ideale per lo shopping, grazie alla presenza di rivendite e outlet. Una tradizione cresciuta all'ombra di architetture sontuose, le ville venete, bianche e marmoree, testimoni di una nobiltà fastosa. Passato che rivive nella dolcezza del naviglio, che metteva in comunicazione la laguna di Venezia con Padova. Come allora, anche oggi, è possibile navigare quel fiume a bordo di storiche imbarcazioni, i burchielli, utilizzate dai patrizi veneziani, oppure, nel pieno rispetto dell'ambiente, a bordo di barche elettriche, lasciandosi sedurre dal fascino intramontabile del ricco paesaggio del Brenta. A Vicenza, dove l'amore ha il colore dell'oro, che qui risplende di una storia di eccellenza. Entra con noi da una porta segreta in uno degli atelier dove l'artigianato è un'arte. Luci che scintillano negli oggetti, autentici gioielli di questa terra, prodotti di una manifattura che infiamma la materia e trasforma in pura bellezza. Nella città di Palladio, maestro europeo del Rinascimento, scorgiamo sublimi modelli di armonia architettonica che arricchiscono l'esterno del nucleo urbano e le costruzioni che innervano il tessuto del centro storico. Esempio massimo del maestro padovano, il cinquecentesco Teatro Olimpico, il primo teatro stabile coperto dell'epoca moderna. Antico palcoscenico di forme che illudono e illuminano l'anima. Vicenza, sinonimo di gioiello, capitale mondiale indiscussa dell'oreficeria. Acquistare un gioiello è un'esperienza ricca di significato. Portati un po' di Veneto a casa.